Amici bellini, è lunedì e come sapete il lunedì si deve affrontare quello che è successo durante la partita con più calma, con più freddezza. A me a tiepido, ma per voi vi siete addormentati, vi siete fatti una bella dormita e quindi adesso possiamo affrontare tutte le cose con calma, sempre con analisi, sempre non risultatisti, ma i risultatisti con calma. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, amici cari, io prima di tutto voglio ringraziarvi per i numeri, insomma, la live che va benissimo, sempre di più, e ancora devo chiedere scusa perché mi rendo conto quando la riguardo che, insomma, molti nomi non riesco a prenderli e poi magari a fine live prendo di più, sempre gli stessi nomi e mi dispiace, è un problema tecnico, è anche un problema mio che devo essere bravo e più veloce. Voi senza problemi nelle prossime live potete fare anche un copia e incolla con più calma, senza non spammate, però riproponete la domanda e io cerco di leggervi tutti perché è difficile con 250 e passa persone, non è facile, ma io vi ringrazio tantissimo. Allora ragazzi, Udinese-Napoli finisce 1-2. È il contrario di quello che è stato Napoli-Spezia, che è finita 1-2, cioè uguale, ma il contrario per noi. Ma in questo caso io non mi sento d'accordo con il risultato. All'Udinese la vittoria del Napoli sta stretta, se fosse finita in pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma sarebbe stato forse stretto anche il pareggio, bisogna essere onesti, bisogna dire le cose come stanno. Hanno avuto occasioni più limpide delle nostre, quando il nostro portiere è protagonista. Bisogna dire le cose come stanno e lo vediamo anche poi nelle pagelle che affrontiamo a fine video con l'approfondimento tattico. Ci sono cose positive che però dobbiamo estrapolare da questa partita e cose anche negative, non sono tutte rose e fiori, senza dubbio no. Le cose positive sono prima di tutto Mertens. Voi direte, ma si pazzo, Mertens? No, Mertens. Prima di tutto Mertens, leader dalla panchina, che incita i compagni e gli dà man forte, perché tra le cose negative abbiamo Gattuso in derricchio. Quindi un Mertens che fa da contraltare e che incita i compagni nei momenti di difficoltà vuol dire che lui è quasi pronto per tornare e lo rivedremo probabilmente tra Empoli e Fiorentina ed è importante. Dopodiché, leader ritrovato, il Napoli ha bisogno di leadership, lo sappiamo, lo diciamo dall'inizio dei tempi, quindi importante questa cosa qua. Tra le cose positive è anche l'ingresso in campo di Demme, perché ragazzi io con Demme arrizzo e lo sapete benissimo l'importanza tecnico-tattica di questo centrocampista in questo Napoli da quando è arrivato, semplice, pulito, sistemato, aggressivo anche, perché il Napoli non fa falli. Se voi vedete tutti questi contropiedi dell'Udinese, il Napoli non riesce a fare fallo e lì le cose negative sia Bakayoko che Fabian. Cosa positiva anche il probabile recupero di K2, sempre tra Empoli e Fiorentina, quindi recuperiamo un pochino di giocatori importanti nell'attesa delle dolenti note che sono Osimhen, che ancora non si sa, si parla di febbraio, si parla di interessamento dei nervi, quindi è un macello. Appena si negativizzerà dobbiamo riaffrontare esami e terapie, cose varie. Abbiamo preso un brutto bagno, siamo stati sfortunati perché Osimhen ci dava una grande variante tattica, un'importantissima variante tattica. Poteva anche non segnare lui, ma avrebbe fatto segnare gli altri perché mette in apprensione le difese. Noi dobbiamo avere memoria lunga. E io sono il primo che ha memoria corta, quindi io faccio i video per questo, così mi ricordo, e se non mi ricordo mi vado a rivedere i video e vedo cosa abbiamo visto e Osimhen. Nelle cose poi negative ci dobbiamo mettere prima di tutto la questione dei social, perché se Gattuso fa la frecciatina sui social i giocatori devono smanettare di meno. Io che cosa vi sto dicendo dall'inizio della mia storia su YouTube? Che i giocatori stanno 24 ore su 24 sui social, vedono tutto, leggono tutto, ricevono messaggi anche scabrosi. Napoli la conoscete, è una piazza che non ti perdona, è una piazza tranciante, è una piazza che praticamente bolla i giocatori senza aspettare. Chissà Lozano quante se ne è sentite l'anno scorso e oggi quelle persone stanno zitti perché dietro la tastiera è facile accusare. E invece il mio appello è di essere tranquilli, incoraggiare, non dobbiamo difendere a spada tratta sempre, un po' di pungolamenti vanno anche bene, ma dipende da persona a persona. Ci sono
sono persone che il pungolamento lo prendono bene e altri che lo prendono peggio. Quindi, non conoscendo noi di persone e giocatori, dovremmo stare attenti se ci teniamo al Napoli. Se poi preferiamo dare sfogo perché ci sfoghiamo e preferiamo, e allora ragazzi, fate quello che volete. Purtroppo è una cosa grave ed è una cosa a cui noi dobbiamo pensare, perché questi vedono tutto, vedono anche noi. Ho saputo. Di negativo c'è anche l'immobilismo sul mercato, perché mi sembra evidente che il Napoli avrebbe bisogno di fare qualcosa sul mercato, ma non ci si muove. Si parla solo del mercato in uscita. È giusto dare priorità al mercato in uscita, ma non basta, perché l'abbiamo visto, infortuni a raffica, adesso abbiamo perso anche Manolas, le positività che non sai se cosa ti aspetti, eccetera eccetera. Sarebbe bene avere la rosa più lunga possibile, più ampia, e anche con la rosa ampia a volte vai in difficoltà, perché capitano i due attaccanti e ti devi rivolgere a Petagna. Quando si parla di Petagna, importante dire tra le cose negative anche un accennino su Gattuso, perché se tu stai giocando con Petagna non puoi pensare di servirlo sempre spalle alla porta, qualche basso a palla a terra, perché va in difficoltà il ragazzo. Allora alle volte possiamo anche alzarlo il pallone e sfruttare qualche seconda palla. Secondo me si può fare, ma vedo che il Napoli non lo fa. Allora non so se è una questione di automatismi, se Gattuso gli dice di non farlo, se i giocatori non gli viene perché non si fidano delle capacità aeree di Petagna, non lo so. Con Llorente un pochino si alza il pallone, ma nemmeno più di tanto, nemmeno più di... Quando c'hai Llorente davanti tu devi lanciare pum, palla e notifiche. La notifica, vi siete iscritti al canale Telegram, al mio canale Instagram? Avete controllato tutte le cose? Che io lo sapete che vado un po' in giro dappertutto, iscrivete. E quindi io non difendo Gattuso a spada tratta, anzi, se è vero come è vero che qualcuno in TV contro lo Spezia aveva dato 3 a Gattuso e ieri in TV gli ha dato 5 per la partita contro l'Udinese, non ci siamo, perché i voti vanno invertiti. Puoi dare 5 contro lo Spezia e 3 contro l'Udinese, perché non è il risultato che dà il voto all'allenatore, ma come si muovono i giocatori in campo e quanto crei. Il Napoli ha creato sì, però un pochino più confusionario, con meno velocità, e non mi è piaciuto. A un certo punto il secondo tempo mi sono avvilito, meglio il primo, ma mi sono avvilito un'altra volta. Se io mi avvilisco vuol dire che Gattuso qualche cosa non l'ha fatta bene. Può essere la formazione iniziale, possono essere i cambi, può essere tutto, non va bene. Ecco, queste sono le cose negative, le cose positive. Adesso vediamo le pagelle e vi dico un'ulteriore cosa, perché il caso Fabian va affrontato in maniera precisa e puntuale. Amici bellini, diamo un pochino i numeri, lo fanno tutti, lo faccio anch'io, anche se i numeri sono relativi. Io darei un bel 7 a Meret, perché ragazzi ha chiuso le gambe, proprio il contrario di una donna di facili costumi, non le lasciate aperte mai, e per fortuna poi sì, si può dire gol mangiato da lasagna, Striger Larsen. A proposito Striger Larsen mi interessa, altro che Papot, mi interessa Striger Larsen. Meret si prenda 7 perché ci mantiene in piedi, e spero che questo possa essere l'inizio di una nuova titolarità, perché ha bisogno di giocare, ha bisogno di fiducia. Di Lorenzo gli do un 6,5 perché mette un bellissimo cross per un colpo di testa straordinario di Lozano, quindi migliora ancora in proposizione, e poi si adatta a giocare centrale e lo fa anche bene, quindi un 6,5 penso che Di Lorenzo se lo merita. A Ramani io do un 5, non voglio accanirmi, è inutile dare 4, 3, 2, 0, non ci si può accanire, ci sono le attenuanti dell'avere nel non avere l'abitudine al campo, ai compagni, la partita è diversa dall'allenamento. Io insisto, sono errori inaccettabili, sono errori della paura, il piedino, il passaggino, se la tiene con proprietà con Gattuso questo errore, che poi insomma non mi piace la sostituzione, però forse è stato meglio per proteggerlo. 5, vai Amir, non ti preoccupare, alla prossima farai bene. Maximovic 5,5, non ricordo cose gravissime, ma non ricordo nemmeno cose spettacolari, perché l'Udinese davanti è poca roba. Yusai, gli do 5 per il primo tempo, a sinistra male, veramente male, un pochino meglio, direi molto meglio, ma un pochino meglio a destra, quindi raggiunge quasi la sufficienza a destra. Fabian 5,5, un pochino meglio nel primo tempo, ma
sono contento che sia arrivata la sostituzione e spero che con il ritorno di Demme si ritorni a un centrocampo un pochino più logico. Ragazzi, su Fabian noi dovremmo aprire un video a parte dove si deve parlare di quando Fabian giocava con Bakayoko, Benevento, Bologna, e abbiamo tutti quanti detto con Bakayoko lui lo scherma, Fabian gioca meglio, così. Dipende tutto da lui, non è il modulo, maledizione, non è il modulo, è lui, dipende da lui. Bakayoko si prende 6,5 perché oltre ad avere senso della posizione qualche contropiede gli è sfuggito anche a lui, però altri li ha bloccati, non ce li dimentichiamo, capite? Chiarirlo, non ce li dimentichiamo che dai 5,5 a un giocatore che comunque ti ha portato 3 punti con il suo colpo di testa, 5,5 a Bakayoko, 6,5 come minimo gol partita. Zielinski 6, la solita eleganza quando tocca il pallone, non è stato molto attivo e decisivo diciamo in questa partita. Insigne gli do 6, non gli do l'insufficienza perché comunque mette il rigore che sblocca la partita, ci prova sempre, si danna l'anima. Ragazzi, il gol non è la sua specialità, lui ci soffre, lo capisco, il tira a giro, le cose, a volte ha tirato anche forte, male quando sui calci di punizione non sei mentalmente lucido nel mettere un bel cross, però ci prova sempre, quindi 6. Lozano 7, ma anche di più, insomma, procura il rigore, crea cartellini gialli, il solito distributore automatico di cartellini gialli per gli avversari. Lozano è una gioia vederlo e ci dà una soluzione che altrimenti Gattuso non trova. E qua mi ritorno al discorso di Petagna, 5,5, lui fa il possibile ma bisogna giocare un pochino più per lui, sfruttando le sue caratteristiche. Se gli diamo palla addosso poi devono entrare i cosiddetti inserimenti dei centrocampisti, altrimenti andiamo in difficoltà. Menzione speciale per Mario Rui che mette la palla in testa a Bakayoko, mette le palle in testa a volgare. A Gattuso do un 5 meno perché comunque la squadra non mi è piaciuta, e magari qualche volta quando la squadra non va, quando vedi che non sei pericoloso e quando vedi che comunque tutti si sono schiacciati indietro, fammi vedere qualcosa di nuovo. So bene che è difficile prepararlo perché ogni 3 giorni non ci si può allenare, c'hai tutte le attenuanti di questo mondo, ce le hai, però mi sono scocciato di sentire sempre il veleno, di sentire sempre le cose. Se il veleno non ce l'hanno, inventati qualcosa di diverso e vediamo se funziona, se si può migliorare, perché questa manovra non mi è sembrata fluidissima come altre volte. Quindi chiudiamola qua breve perché questi video di lunedì diventano sempre troppo lunghi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando di seguire su tutte le piattaforme perché non saprete mai altrimenti dove vado live stasera. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.